Spesso mi viene chiesto, ma come fa l'allineatore a spostare i denti? Come fa una mascherina trasparente a spostare i denti nella posizione desiderata? In base al progetto che abbiamo realizzato si deciderà per quei denti che devono spostarsi maggiormente di inserire, di applicare degli attacchi del colore del dente, quindi con il materiale che utilizziamo per fare delle otturazioni, quindi che non si vede. Vengono applicati questi piccoli attacchi su alcuni denti e quindi questo permette alla mascherina trasparente di avere degli ancoraggi e quindi dei punti di forza che ci permettono di realizzare la rotazione piuttosto che lo spostamento. Poi l'allineatore trasparente ha anche capacità di espansione, quindi di realizzare lo spazio grazie all'espansione, però a volte c'è bisogno anche di realizzare degli spazi aggiuntivi. Questo si chiama stripping o IPR o spazietti tra i denti, ci sono vari nomi con i quali viene chiamato. Allora, questo non vuol dire andare a danneggiare, a rovinare il dente, quindi sto facendo un trattamento che poi a lungo termine può essere dannoso per i miei denti. No, l'ho fatto anch'io. Quindi lo spazio tra i denti è un minimo spazio che viene tollerato facilmente dallo smalto, quindi se lo smalto ha un certo spessore, noi ne andiamo a rimuovere una piccolissima parte che ci permette, sommando vari piccoli spazietti, di ottenere lo spazio che manca per poter riallineare i denti. Quindi un disallineamento è una mancanza di spazio. Quindi per poterli allineare dobbiamo creare lo spazio, che viene fatto da una parte dall'espansione, dall'altra parte per questo stripping che andiamo a realizzare sui denti, senza danneggiarli.